Cartelli antiladri per fermare i predoni del terzo millennio. A Mira i residenti, esasperati dalle costanti razzie subite nelle case, hanno deciso di affidarsi ai messaggi scritti dopo aver chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine. Questa zona è sotto controllo, spiega il cartello, e allude a 2 gruppi di vicinato da 25 persone ciascuno che si sono divisi la zona di Gambarare e in particolare quella in località Molino Rotto. Proprio questa zona è stata bersagliata durante l'estate dall'attività dei ladri che hanno razziato decine di abitazioni. Sono già aumentate le segnalazioni alle forze di polizia e l'esperienza potrebbe estendersi a tutto il comune di Mira. Intanto sono in corso indagini per i saccheggi compiuti nella notte fra venerdì e sabato. Pienamente riuscito il primo raduno regionale degli scout al Pala Arex di Jesolo. Oltre 5.000 giovani cattolici sono accorsi per ascoltare Don Ciotti e Alex Zanardi in una giornata che farà da capofila agli importanti incontri nazionali che culmineranno ad agosto in Toscana. La giornata è stata dedicata al tema "I sogni sono responsabilità". Ma Jesolo è solo la prima tappa per gli oltre 5.000 rover e scolte del Veneto, i ragazzi dai 16 ai 21 anni della Gesci, che nei prossimi mesi, insieme ad altri gruppi italiani e stranieri, attraverseranno la regione con decine di campi mobili con relativi zainetti in spalle. La destinazione sarà a San Rossore Migliarino, in provincia di Pisa, per la fase conclusiva della Route Nazionale 2014, nella quale sarà presente anche il Papa. Oltre 700 piccoli ballerini da tutta Italia per la 13ª edizione del concorso internazionale di progetto danza all'Accademico di Castelfranco Veneto. La 13ª edizione del concorso internazionale per danzatori, coreografi e scuole di progetto danza è dedicata ai talenti del balletto e si svolge in 2 giorni. Il sipario del teatro accademico si è già alzato, tante le emozioni per i concorrenti in gara, 75 le accademie a confronto, i cui allievi hanno già cominciato a confrontarsi a suon di tecnica, passi e presenza scenica. Per i più bravi tra loro si sono aperte le porte di un'esperienza internazionale, ovvero la possibilità di una borsa di studio alla New York City Dance Academy di Joe Lantieri o l'opportunità di perfezionarsi con la Compagnia National di Madrid. A Vedelago una scoperta inquietante nelle campagne. Una siepe nascondeva un fucile calibro 12. Immediata la chiamata ai carabinieri. L'arma è rubata, forse depositata in attesa di essere recuperata. È stata trovata 2 giorni fa da alcuni residenti di Vedelago che, camminando lungo una siepe di campagna, hanno trovato tra i rami della vegetazione il fucile da caccia semiautomatico marca Beretta. Il fucile, depositato probabilmente di notte nelle vicinanze dell'abitazione di un anziano, è risultato rubato a giugno a Cadoneghe, in provincia di Padova. Ora si cercano impronte o elementi utili a capire se l'arma fosse stata abbandonata lì o se invece non sia stata utilizzata di recente e nascosta nella siepe per essere prelevata in un secondo momento. Rina Junior torna libero ma non vuole andare a Corleone. Padova è la mia città, non ho motivi di andarmene, qui sto bene, ha spiegato il giovane che ha scontato gli 8 anni per associazione mafiosa. Giuseppe Salvatore Rina, terzogenito di Totò, boss di Cosa Nostra nella città del Santo, sta scontando una pena accessoria che scadrà giovedì dopo 8 anni di carcere per associazione mafiosa. La misura di prevenzione con il confino a Padova era iniziata nell'ottobre del 2011. Rina Junior ha lavorato in una onlus che aiuta le persone in difficoltà, Noi Famiglie contro la droga e l'emarginazione. A Montegrotto, mobilitazione internazionale per rilanciare la Butterfly Ark, la casa delle farfalle di Via Scavi, che è stata colpita sabato mattina da un incendio che ha semidistrutto l'area dove sono ospitati gli animali tropicali, pappagalli, iguane, pogone e insetti vari. Per pagare i danni, che ammonterebbero a circa 100.000 euro, sono arrivate offerte anche dalla Russia. Gli animali morti asfissiati a causa del fumo che in pochi minuti ha saturato la struttura per fortuna non sono tantissimi. Si tratterebbe di 3 vecchi draghi barbuti, di una decina di parrocchietti australiani che erano stati affidati al centro da privati e di alcune decine di insetti. Non ci sono ancora notizie invece del pappagallo di varietà rossella, adottato alcuni anni fa dalla Butterfly Ark e fuggito non appena il calore ha fatto scoppiare le vetrate a est dell'area delle specie tropicali. Il direttore ha assicurato che l'incendio non è di natura dolosa e che la struttura riaprirà l'8 marzo con una grande festa.